Grazie e una buona in serata a odore di tutti. santità. Siamo tutti chiamati alla santità. Sempre, sempre. No, la prima cosa che mi viene da chiederti è che la platea della terza età forse non è quella ideale per ragionare di assicurazioni, di polizze, quelle che voi chiamate LTC, Long Term Care, o polizze sanitarie, perché come dicevo con il dottor Pagano c'è una soglia limite che è quella dei 65 anni, o la fai prima o voi non ci conoscete più, non siamo più vostri clienti, è sostanzialmente così. Allora, è così, è vero, una polizza di rimborso spese mediche o una polizza LTC vede nuove adesioni fino ai 65 anni e una copertura per le polizze LTC, in realtà vita natural durante, per le polizze di rimborso spese mediche invece fino agli 80 anni. E la speranza è che si arrivi ad una situazione in cui le compagnie assicurative possano prevedere di eliminare questi limiti di età e possano prevedere anche tutta una serie di coperture che oggi non riescono a dare semplicemente perché non c'è massa critica. E senza massa critica ovviamente le compagnie non possono fare ragionamenti a livello economico e anche di capitolato, di condizioni generali che possano andare ancora più incontro verso le persone. Il ragionamento che facevo prima, un po' scherzando, un po' facendo sul serio con il dottor Pagano, è che parlando di previdenza complementare la soglia di riferimento, la platea di riferimento è 30-40 anni. In realtà, come diceva il Presidente, e ho apprezzato molto le parole che ha usato, bisogna intervenire su una platea ancora più giovane, bisogna andare a creare una consapevolezza dell'importanza di costruire una previdenza complementare quando ancora nel momento in cui i ragazzi entrano nel mondo del lavoro, perché è necessario capire che l'orizzonte dei 40-45 anni di lavoro, sì, all'inizio è lontano, ma poi quando arriva è un attimo ritrovarsi all'interno di quel gap previdenziale e dall'ultimo stipendio percepito alla prima pensione vedere una differenza di un terzo quasi, anzi forse anche di più oggi, che provoca un cambiamento notevole nello stile di vita di una persona. E secondo me gli interventi che possono essere fatti, oltre a quello di generare consapevolezza all'interno dei giovani, è andare ad agire anche nel sistema aziende, perché paradossalmente oggi abbiamo una situazione in cui solo 8 milioni di persone aderiscono alla previdenza complementare e moltissime aziende, soprattutto su alcune categorie di lavoratori, sui neoassunti, le aziende medio-piccole, vediamo che tendenzialmente il TFR, per esempio, viene mantenuto all'interno dell'azienda per far sì che la stessa azienda abbia la liquidità necessaria per fare degli investimenti. E quindi questo è un tesoro che si va a perdere perché nel momento in cui le aziende riuscissero ad avere il sostegno per avere comunque accesso a questi investimenti, potrebbero decidere di prendere il TFR e allocarlo in strutture esterne come appunto prodotti assicurativi previdenziali. Nel nostro Paese rispetto ad altri, penso ai paesi del nord che sono sicuramente più abituati, perché lì anche l'assistenza sanitaria arriva attraverso un'assicurazione obbligatoria. Ecco, da noi la cultura delle assicurazioni è molto relativa, la cultura del rischio è di poche persone. Noi vediamo l'assicurazione come una sorta di tassa, basta pensare ad esempio all'RC auto che riteniamo non sia un'occasione per essere garantiti quando viaggiamo e ancora di più quando battiamo, ma sia una tassa che dobbiamo pagare. Questo è assolutamente vero. In Italia manca una cultura assicurativa e questo lo vediamo tutti i giorni, nel senso che la cultura, non c'è una cultura che porta la compagnia di assicurazione, le polizze assicurative a essere viste come un valore per poter affrontare con maggiore serenità le scelte della vita, uno strumento per decidere di fare determinate scelte sapendo che in caso succeda qualcosa c'è una compagnia, c'è una polizza che tutela e aiuta a ripartire. E
come hai detto giustamente Luca, il problema è che la polizza assicurativa oggi viene vista come una tassa, come un obbligo. Il 70-75% delle persone in Italia hanno solamente la polizza RC Auto e se pensiamo che solamente una famiglia su 4 assicura quello che è il bene materiale più importante che una persona costruisce nella propria vita, che è l'abitazione, questo deve far pensare Sì, tutti. questo mi ha molto sorpreso quando ne abbiamo parlato qualche giorno fa, questa devo dire che mi ha lasciato molto, pensavo fosse almeno il 50%, ma lo diceva il dottor Pagano e te lo ripeto anch'io, è pur vero che accedere ad un'assicurazione che sia assicurazione sanitaria, che sia la previdenza integrata, bisogna avere un reddito che ce lo permetta, non è per tutti. Il rischio è che se dovesse passare la logica che per farla diventare quasi obbligatoria, come è stato il caso dell'assicurazione a grandi rischi Rischi catastrofali sì, per le aziende. voglio dire, si rischia la diseguaglianza, c'è qualcuno che può, altri che non riescono ad accedere. Oggi leggevo proprio a riguardo a questo su uno dei maggiori siti di informazione online il dato che 6 milioni di persone nel 2024 hanno rinunciato alle cure per problemi economici, problemi logistici. E questa notizia mi ha fatto veramente male, perché, come è già stato detto, le scelte possono essere quelle o appunto di non curarsi, oppure chi ha la possibilità quello di utilizzare lo strumento assicurativo per accedere a delle cure private. Il problema è che è un cane che si morde la coda, nel senso che nel momento in cui non vengono dati quegli strumenti che permettono alle persone di poter pensare di mettere da parte 50-100 euro al mese in previdenza complementare o non vengono dati quegli strumenti per permettere alle persone di avere il denaro necessario per potersi permettere una polizza sanitaria, non si crea quella massa critica che permette anche alle compagnie di venire incontro alle persone abbattendo, come dicevo prima, i limiti di età e rivedere le condizioni e permettere che una polizza sanitaria non intervenga solamente in caso di ricovero o di intervento chirurgico. Eh, L'intervento prioritario, l'intervento necessario può essere una maggiore defiscalizzazione per chi sottoscrive una polizza? Io credo che una defiscalizzazione sicuramente sarebbe uno strumento che è già presente, non su tutte le tipologie di No, polizza, ma credo che debba essere un insieme di strumenti che si mettono insieme oltre a, ripeto, creare una cultura dell'assicurazione. Faccio un esempio. Come il motivo fiscale possa paradossalmente non essere sufficiente. In ambito aziende, quindi non persone fiscali, esiste il cosiddetto welfare aziendale, che è un sistema veramente importante che porta le aziende ad avere dei benefici fiscali importanti, facendo delle azioni a favore dei propri dipendenti. Ci sono dei contratti ovviamente nazionali del lavoro che prevedono l'obbligo delle aziende ad aderire a diverse casse sanitarie, penso Metasalute, penso Casfir, dove però le persone, e siamo circa 16 milioni di aderenti in tal senso, si assicurano per la quota minima che la legge prevede e a fronte di questa quota minima ovviamente le compagnie riconoscono delle coperture parziali, per intenderci l'ablazione del tartaro una volta all'anno e le spese di ricovero o di intervento chirurgico sui grandi interventi. Nel momento in cui, e ci capita molto spesso nelle nostre aziende qui nel Vicentino, l'imprenditore ci chiama e ci dice vogliamo investire ancora di più sui nostri dipendenti, vogliamo riconoscere più quota welfare e ci chiedono dei preventivi per dare un contributo maggiore a livello sanitario oppure previdenziale, ci ritroviamo poi con lo stesso imprenditore che ci dice
I dipendenti ci hanno sconsigliato di proporre queste formule, preferiscono andare su dei portali e avere dei contributi per la benzina, per il cinema, per le palestre, per Booking, Amazon, eccetera. E va benissimo. Però questo dimostra che il problema di base è il fatto che non si veda, ripeto, l'assicurazione come qualcosa di valoriale, qualcosa che possa portare serenità nel futuro delle persone. Beluscio, un'ultima considerazione, abbiamo una trentina di secondi. Mi era piaciuto, quando ci siamo parlati, questa idea che dovrebbe essere POP, cioè voi, compagnie assicurative, alleate dello Stato. Cosa significa? Credo che le compagnie assicurative sarebbero tutte molto felici di sedersi a un tavolo con lo Stato e mettere in piedi una struttura insieme che fin dal primo pilastro sia costruita per dare un vero aiuto alle persone e dare serenità. Penso che le compagnie di assicurazione non debbano essere chiamate in causa solamente quando c'è bisogno di risorse per approvare una manovra, oppure nel momento in cui mi rendo conto di non avere più risorse per far fronte alle calamità naturali, chiamo le aziende e dico loro obbligatevi ad assicurare, chiamo le compagnie di assicurazione e dico vi obbligo a contrarre il rischio. Penso che ci debba essere proprio un movimento più collegiale, sedersi attorno a un tavolo e dire il nostro obiettivo, Stato, compagnie, è il medesimo, creare serenità, custodire il futuro, essere custodi delle persone che abitano il nostro Paese. Capiamo come fare in modo tale che riusciamo a non imporre, perché con gli obblighi non si va da nessuna parte, andiamo a costruire valore su quello che possiamo dare l'uno e l'altro, facendo sì che l'uno e l'altro possano complementarizzare i propri servizi per il bene delle persone. Grazie, grazie a Lorenzo Belluscio Grazie a voi. di Belluscio Assicurazione, grazie